La tragedia di Pagnano d'Asolo dopo 2 giorni di agonia. All'ospedale di Treviso non ce l'ha fatta Timothy Dalbello, 16 anni, travolto dall'auto condotta da Angelo Fantato di 92 anni. 2 alberi per Sara e Jessica, morte in A28, una panchina bianca in ricordo di tutte le vittime della strada dopo la tragedia di Cimadolmo. L'appello ai ragazzi: ci sono incidenti che si possono evitare. La brutale uccisione a Riese di Vanessa Valani, il presunto killer Bujar Fandai, fa saltare l'incontro col PM, sceglie il silenzio, per gli investigatori il nodo dei messaggi WhatsApp da decriptare. A Castelfranco, giovane nordafricana condotta in una struttura protetta dalla polizia locale dopo essere stata aggredita dal marito, i 3 figli prelevati a scuola e ricongiunti alla madre. Truffe agli anziani in aumento, Casugana mette in campo l'iniziativa Punto Argento, uno sportello itinerante per cercare di tutelare i pensionati da inganni e raggiri. Smog è scattata stamattina nel capoluogo, l'allerta rossa, stop ai veicoli diesel fino a Euro 5. Il comune sta vagliando anche la questione delle ricreazioni all'aperto per i bambini. Innovativo intervento al Cafoncello, un 55enne è ritornato a sentire grazie all'applicazione di un chip sottocutaneo. 3 mesi dopo l'impianto, il significativo risultato. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo subito dal sondaggio che vi stiamo proponendo in vista della nostra trasmissione serale Ring. Trama Treviso, vi piace l'idea? Come giudicate questa proposta di incrementare le opportunità di mobilità della città con questa infrastruttura? 0422 1626 691 per rispondere di sì, 0422 1626 690 per rispondere invece di no. Come sempre poi l'esito del sondaggio in diretta dalle 21 a Ring e i commenti degli ospiti in studio. Adesso andiamo alla cronaca, torniamo sulla tragedia di Pagnano d'Asolo perché purtroppo c'è la seconda vittima. Dopo il 92enne colto da malore con l'auto che incontrollata è piombata su un gruppo di ragazzi. Uno di loro, un 16enne, Timothy Dalbello, non ce l'ha fatta e si è spento al Cafoncello dopo 2 giorni di agonia. Era un bravo ragazzo, adorabile. Era un grande amico di mio figlio, che sono coetanei, sono cresciuti insieme. Il suo cuore ha cessato di battere, non ce l'ha fatta Timothy Dalbello, 16 anni, coinvolto nel gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica a Pagnano d'Asolo. Il giovanissimo era assieme ad altri 4 amici, tutti in moto per una gita. All'altezza della rotatoria della Fornace, lungo la Schiavonesca Marosticana, sono stati travolti da una Citroën Berlingot guidata da Angelo Fantato, 92enne di San Zenone degli Ezzelini. Il pensionato, che era in macchina con la moglie disabile, è stato colto da malore. L'auto senza controllo ha investito il gruppetto di giovani motociclisti, tutti studenti del CFP di Fonte. Nulla da fare per il 92enne morto sul colpo. I ragazzi erano stati invece ricoverati in ospedale, non sembravano gravi, ma le condizioni di Timothy si sono aggravate, tanto da essere trasportato da Castelfranco nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del Cafoncello di Treviso. Nella notte Timothy non ce l'ha fatta, è morto lasciando nel dolore i genitori e le 2 sorelle e la comunità intera di Asolo. A nome di tutta l'amministrazione porgo le condoglianze e la vicinanza ai genitori e alle sorelle. Lo voglio ricordare impegnato a collaborare con le attività della parrocchia, in particolare nel gruppo sostegno parrocchiale di Casella d'Asolo. Il cordoglio lo voglio estendere anche ai familiari di Angelo, l'anziano colto da malore deceduto nell'incidente di ieri. La notizia ha raggiunto gli amici del 16enne che il giorno dell'incidente erano accorsi sul luogo. La moto era sempre stata la sua passione, la patente presa una decina di giorni fa, la festa per quell'attestato che gli avrebbe permesso finalmente di poter guidare la 2 ruote. Poche ore e il dramma che ha infranto ogni sogno, ogni speranza. In questa rotatoria 2 vittime della strada, età diverse, un'unica tragedia.
E questa mattina a Conegliano è stata svelata una panchina bianca in ricordo di tutte le vittime della strada. Autorità e forze dell'ordine hanno lanciato un forte appello ai ragazzi. Ci sono incidenti che si possono evitare. Chiaro il riferimento al 18enne morto dopo essere stato investito dall'auto su cui faceva surf, chiamiamolo così, a Cimadolmo. Su questa tragedia la procura potrebbe aprire un fascicolo nei confronti del cugino che era al volante per omicidio stradale. Non me ne vogliano i familiari perché capisco il dolore che stanno provando, ma non è tanto per il ragazzo che ha lasciato la vita, ma che serva da monito a tutti quelli che magari vogliono poi emulare questi gesti e che sfidano la morte. Mentre Conegliano svela nel giardino di via Filzi davanti alle scuole dei ragazzi una panchina bianca in ricordo di tutte le vittime della strada, il pensiero della comunità e del comandante della polizia locale di Conegliano è per Lorenzo Pietrusci, 18enne, deceduto dopo 9 giorni di agonia. Fatale una caduta da un'auto in corsa sulla quale tentava di stare in equilibrio facendo surf. Alla guida dell'auto, che poi ha finito per travolgerlo, il cugino. Ragazzi, non andatevele a cercare, il messaggio limpido, quasi una preghiera da parte delle forze dell'ordine e dei familiari di tanti giovani strappati alla vita dalla strada oggi presenti per questa cerimonia. Dovete tornare a casa perché voi avete in mano una cosa importante ed è la vita. Un dono che vi viene dato una volta sola, non vi viene regalato 2 volte. Cercate di rispettarla perché noi genitori l'abbiamo voluta la vostra vita, ma non vogliamo piangerla. Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, una delle 4 vittime della tragedia sulla Jesolana del 2019. Toccanti le canzoni cantate dai giovani alunni della scuola media Grava e la lettera di una giovane mamma. Visibilmente emozionato anche il sindaco Fabio Chies. La strada comunque è un pericolo costante, chiunque di noi guidi ha un'arma in mano, bisogna guidare ricordandosi di evitare situazioni dalle quali poi non possiamo più tornare indietro. Tramutare le tragedie in speranza per le nuove generazioni è un esercizio che possono farlo solo le grandi persone come sono queste. Una panchina ma anche 2 alberi a Conegliano questa mattina sono stati piantati per ricordare Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, morte esattamente 2 anni fa lungo la A28 con l'imprenditore che le ha travolte, lo ricorderete, già in carcere con una pena di 7 anni. Di mia nipote, tutte e 2, una e una 2. Oggi è il 30 gennaio. 2 anni. Quello è il papà di Sara. Non c'è un ricordo di mia figlia e di mia nipote, solo questo rimane. Il tempo non lenisce il dolore ma lo trasforma. Nonna Loredana tocca con emozione i rami dei 2 alberi piantati oggi a Conegliano per ricordare la nipote Sara Rizzotto, morta insieme alla cugina Jessica Fragasso in una sera d'inverno lungo la strada che le avrebbe portate a casa. Era il 30 gennaio di 2 anni fa. Le giovani cugine e in auto anche le figlie di Sara, miracolosamente sopravvissute allo schianto. Davanti a loro la 500 guidata dai genitori di Jessica. All'improvviso un fuoristrada piomba sulla loro auto trasformandola in una trappola mortale. Alla guida c'è Dmitry Traikov, imprenditore bulgaro di 62 anni, tenta la fuga dopo l'incidente, ma i carabinieri lo rintracceranno fino a casa. La perizia cinematica depositata pochi mesi dopo rivelerà che l'uomo, risultato anche positivo all'alcol test, era alla guida ad una velocità di 180 km/h con il cellulare in mano. Condannato in primo e secondo grado a 7 anni di reclusione, Traikov si trova ora in carcere. Più difficile risulterà per le famiglie ottenere invece un risarcimento, tanto che la Corte d'Appello stabilì il sequestro preventivo dei beni dell'imprenditore. In carcere, mentre le famiglie di Jessica e Sara continuano a piangere le loro ragazze, il ricordo questa mattina davanti alle scuole che hanno frequentato, a stringersi accanto a loro anche qualche insegnante. Una parola fondamentale è l'amore che non deve finire mai. E dopo ricordarle perché bisogna tenerle sempre vive queste 2 ragazze e cerchiamo di fare il meglio possibile per ricordarle. Le lacrime non si fermano mai. Mai, mai. Questo è un messaggio
che vogliamo dare perché queste cose non succedano più e non succedano sempre, ogni giorno, queste vittime giovani che avrebbero avuto tutta la loro vita davanti ancora. E ora andiamo a un'altra giovanissima, Vanessa Ballan, l'omicidio di Riese. Il killer Buyar Fandai, 40enne, sceglie ancora il silenzio, rilascerà forse delle dichiarazioni spontanee nei prossimi giorni. Aveva deciso di parlare davanti al pubblico ministero Michele Permugnan, ma all'ultimo momento ha scelto di rimanere di nuovo in silenzio, così come si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto. Buyar Fandai, il 40enne che ha ucciso a coltellate Vanessa Ballan, 26 anni, incinta del compagno, ha scelto di rilasciare ora delle dichiarazioni spontanee e lo farà nei prossimi giorni. Queste avranno però validità probatoria solo se l'artigiano kosovaro facesse delle ammissioni autoaccusatorie. L'uomo deve rispondere di reati che vanno dall'omicidio pluriaggravato, contestata anche la premeditazione, violazione di domicilio e porto abusivo d'armi e oggetti atti ad offendere. Il 19 dicembre scorso l'uomo aveva fatto irruzione nell'abitazione della giovane mamma e dopo averla colpita a mani nude l'aveva uccisa a coltellate. Agli investigatori il difficile compito di ricostruire la relazione tra i due, i messaggi, le chiamate, fino alla denuncia di Vanessa, perseguitata dal 40enne che non accettava la fine di quella relazione. A Castelfranco ora, dove una giovane donna nordafricana madre di 3 figli è stata condotta in una struttura protetta dalla polizia locale dopo essere stata aggredita dal marito. I bambini sono stati prelevati a scuola e ricongiunti alla madre. Siamo intervenuti con il comando della polizia locale congiuntamente con il 118 e quindi siamo stati in grado di mettere in sicurezza una situazione che poteva degenerare. Il marito l'aveva aggredita stringendole già le mani intorno al collo. Era in stato confusionale una giovane donna di origini nordafricane quando 2 pattuglie della polizia locale di Castelfranco si sono presentate alla porta dell'appartamento di via San Martino e Solferino. Gli agenti hanno immediatamente attivato il protocollo per la violenza domestica. La donna, supportata da uno psicologo, è stata accompagnata in un luogo protetto, mentre insieme a un assistente sociale una pattuglia dei vigili ha prelevato da scuola i 3 figli minori portandoli nella stessa struttura della mamma. Una delle azioni che possono prevenire i femminicidi sono quelli di essere pronti ad intervenire laddove si manifestassero delle situazioni di violenza piuttosto che di maltrattamenti, piuttosto che di disagio nelle famiglie. Sempre più la formazione coinvolge gli agenti di polizia locale che non fanno più esclusivamente multe per trasgressioni del codice della strada, ma sono chiamati a dare servizi e supporto a 360 gradi rispetto ai disagi che le comunità vivono. Le cause della violenta lite sfociata nell'aggressione sono al vaglio. Dell'episodio è stata informata la Procura della Repubblica. Come in questo caso, essenziale è che chi assista o percepisca situazioni di rischio avvisi le forze dell'ordine. Fondamentali sono le segnalazioni che arrivano dai vicini piuttosto che le segnalazioni che arrivano da coloro che assistono magari direttamente o indirettamente a situazioni, mi ripeto, di disagio forte. Torniamo sul caso del bimbo di Montebelluna morto per un sospetto baby shaking. Il caso va verso l'archiviazione. Il piccolo di poco più di 3 mesi era stato ricoverato all'ospedale di Borgo Trento a Verona per una grave crisi respiratoria. Dopo l'esame autoptico era stato ipotizzato un forte scuotimento che aveva provocato lesioni cerebrali risultate poi fatali. 2 genitori erano stati iscritti nel registro degli indagati, ma le indagini della Procura hanno accertato un'altra verità e ci si avvia verso l'archiviazione del fascicolo che diventerà ufficiale quando sarà depositata la relazione conclusiva sull'esame post mortem. Ora le fiamme che si sono sviluppate nel cuore della notte all'ex sala bingo del Biscione a Conegliano, tra le cause ipotizzate quella di un cortocircuito.
Le fiamme sono divampate nel cuore della notte. L'incendio scoppiato con tutta probabilità a causa di un cortocircuito si è propagato all'interno dell'ex sala bingo in pieno centro a Conegliano. In pochi minuti la galleria del Biscione si è riempita di fumo. I locali di proprietà di Maurizio Maschio, patron dell'Imoco Volley, chiusi ormai da 2 anni, potrebbero essere stati meta di sbandati nell'ultimo periodo. All'interno della struttura è stato trovato anche un topo morto. A causare il cortocircuito forse roditori che nel tempo avrebbero danneggiato i cavi. Parzialmente danneggiati mobilia e computer che si trovavano ancora all'interno. Solo l'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero anche alle attività circostanti. Sul posto per le indagini i carabinieri della compagnia di Conegliano e la polizia. Ora torniamo nel capoluogo, parliamo delle truffe agli anziani sempre più frequenti. Nasce Punto Argento, uno sportello itinerante proprio per tutelare i pensionati, spesso oggetto appunto di raggiri di ogni tipo. Cosa sono i punti d'argento? I punti d'argento sono degli sportelli o dei punti d'incontro, potremmo dire, per le persone anziane che sono state vittime di truffa. Vittime in casa o al telefono in un'epoca in cui la fiducia può essere tradita da truffe, subdole e contratti ingannevoli, gli anziani spesso si trovano vulnerabili di fronte a pratiche fraudolente e raggiri finanziari. Tuttavia a Treviso arriva un atto concreto grazie a Punto Argento, uno sportello itinerante dedicato alla protezione e al sostegno degli anziani. Lanciato poco prima delle festività natalizie, lo sportello si propone come punto di riferimento contro raggiri e soprusi nei confronti degli anziani grazie alla collaborazione dei servizi sociali, della polizia locale, della prefettura e delle forze dell'ordine. Nei mercati di piazza Matteotti, di San Pelaio e San Liberale, oltre che in vari punti ricreativi, il servizio verrà posizionato strategicamente nei punti vendita locali come nei luoghi di aggregazione. Le istituzioni si avvicinano a quella fascia di popolazioni che magari è meno tecnologica e un po' più indifesa da questo punto di vista, proprio per dire ai nostri anziani che non sono soli e che si devono rivolgere a questi sportelli per trovare risposte a quelli che sono i loro dubbi. Le truffe agli anziani sono in aumento. Nel 2022, dati Istat, sono state più di 25.000 in Italia, la fascia di età maggiormente colpita quella dai 65 ai 70 anni. Le vittime vanno seguite anche a livello emotivo. È molto difficile ammetterlo e il vissuto che poi la persona porta con sé è di disorientamento e di senso di vergogna. L'importante è accogliere anche queste emozioni e questa è la bravura dell'educatore. Il progetto, finanziato dal Ministero dell'Interno, durerà fino a settembre, poi potrà essere allargato anche in altri punti come nelle farmacie. È un segno tangibile dell'impegno delle istituzioni locali nel garantire la sicurezza e il benessere degli anziani che rappresentano una parte preziosa della società. Treviso è una città che offre tantissimo agli anziani, tanti spunti. Spesso le persone non lo sanno. Ecco che l'educatore diventa un ottimo punto di scambio, di informazione ma anche di raccolta dei bisogni. Liti, addirittura scontri tra giovanissimi in piazza Borsa. Il sindaco di Treviso Conte aveva chiamato in causa anche i comuni della cintura urbana menzionando San Biagio, Villorba e Spresiano e il primo cittadino di quest'ultimo comune ha voluto puntualizzare che non ci si astiene dal fare la propria parte. Piazza Borsa, teatro di scontri, a volte aggressioni tra giovanissimi. Tra gli identificati dell'episodio di sabato sera che ha visto 2 adolescenti prendersi per i capelli attorniati da una folla incitante, anche tanti giovani della provincia. Il sindaco Mario Conte cerca l'asse con gli altri primi cittadini, nomina i comuni di San Biagio di Callalta, Villorba e Spresiano e scatta la telefonata. Villorba chiama Spresiano, Spresiano chiama Treviso ed è pace fatta. I comuni menzionati erano solo un esempio. Beh, ne ero certo che fosse questo il senso della citazione di Mario. Di fatto è un problema che riguarda tutta la provincia e il fatto di poter creare un tavolo o comunque un modo per confrontarsi tra tutti i sindaci credo che sia assolutamente necessario. Conviene il sindaco della Pietra dell'urgenza di lavorare insieme per offrire a questi ragazzi spazi e momenti che incontrino davvero il loro interesse. Abbiamo creato una vera e propria struttura, zona di attivazione giovanile, no, la
l'acronimo ZAG, dove i giovani possono incontrarsi, possono fare i compiti, possono guardare dei film e possono partecipare a dei laboratori, vuoi di breakdance piuttosto che di DJ, piuttosto che di parkour. È da 5 anni che Spresiano gestisce come capofila il progetto relativo alle politiche giovanili regionali. Sindaco che porta in eredità i numeri del progetto Creativamente, che lo scorso anno ha coinvolto 157 giovani, spazio e ascolto nelle scuole e seminari. Riuscire a intercettare prima che facciano quello che non devono fare questi giovani e portarli a conoscenza che ci si può divertire anche senza far malanni, credo sia la via giusta. Ecco. Servirebbero più soldi per potenziare l'offerta. È evidente Chiosa della Pietra che pubblicamente tende la mano. Ora lavoriamo insieme. Io credo che la proposta lanciata da Mario sia quella sicuramente più utile a risolvere questo problema, per cui sono di nuovo a dire che Spresiano c'è. Ci fermiamo adesso per qualche istante, a tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo di smog adesso, perché a Treviso, nel capoluogo, è scattata questa mattina l'allerta rossa, stop ai veicoli diesel fino all'Euro 5. Il Comune sta vagliando anche la questione già discussa in passato della ricreazione all'aperto per i bambini. Abbiamo una certa preoccupazione, è chiaro che a vedere la mappa del Veneto praticamente tutte le città sono in quella condizione, eccezione delle città dove c'è forte ventosità. L'inversione termica in questo momento è un problema, vediamo le temperature in montagna e soprattutto non c'è possibilità nei prossimi giorni di tornare indietro a questa situazione. Smog alle stelle, è scattata a Treviso l'allerta rossa. Dopo 10 giorni consecutivi di sforamento dei valori delle polveri sottili partono le limitazioni al traffico previste dal livello più alto d'allarme per l'inquinamento dell'aria. Stop alle auto a benzina fino a Euro 2 e ai veicoli diesel fino a Euro 5 compresi i mezzi commerciali, per i quali però la limitazione termina alle 12:30. Numerose le deroghe previste, consultabili sul sito del Comune. L'inquinamento dell'aria in questi giorni è preoccupante, tanto che i sanitari consigliano di utilizzare le mascherine all'aperto. Altra questione al vaglio del Comune è quella della ricreazione all'aperto per gli studenti. Quello è l'USL che lo determina e a quel punto il sindaco dovrebbe prendere questo provvedimento. Stiamo anche valutando la questione scuole, perché chiaramente i bambini all'esterno sono un altro tipo di situazione, però con i riscaldamenti accesi rischiamo di fare l'esatto contrario, quindi è tutta una seria valutazione di quelli che sono gli effetti e le cause e quali sono i migliori benefici. E poi c'è il traffico, perché ci sono da segnalare le lunghe code che si sono verificate questa mattina sulla Noalese, davvero una mattinata di passione tra Quinto e Treviso a causa di un cantiere per la posa del guardrail in località La Moncia all'altezza del distributore di benzina. Lunghe code si sono verificate sia in direzione sud con tutta l'area dell'aeroporto in tilt, sia verso il capoluogo con la fila di auto e camion fermi che è arrivata fino al centro di Quinto. Queste le eloquenti immagini che dimostrano appunto i disagi che si sono vissuti questa mattina. Ora andiamo all'edilizia. Ance Rovigo Treviso adotta il cantiere a impatto sostenibile per accompagnare le imprese nel percorso legato alla sostenibilità, dalla tutela dell'ambiente, alla decarbonizzazione, alla legalità, alla sicurezza dei lavoratori. Cantieri edili con un bollino argento, oro o platino ad evidenziarne l'impatto sostenibile e l'attenzione alla sicurezza dei lavoratori. Arriva da Ance Rovigo Treviso la spinta a cantieri sempre più sostenibili con la certificazione dell'impegno dell'impresa edile per la tutela dell'ambiente, ma anche della sicurezza dei lavoratori e della legalità. Presentato a Palazzo Giacomelli il nuovo codice di condotta modulato dall'esperienza di Ance Milano. Si sono messi insieme per poter dare un ulteriore slancio ai temi della sostenibilità in tema edilizio, ma non solo, perché coinvolge tutta la filiera che sta dietro al mondo edilizio. Cantiere Impatto Sostenibile è un codice di condotta volontario che prevede una serie di comportamenti per le aziende sottoscrittrici, grandi imprese ma anche quelle meno strutturate, più piccole, per accompagnarle nel percorso legato alla sostenibilità. E farle arrivare pronte quando
avere queste cose e non averle sarà una discriminante, ecco. Quindi sarà necessario che quelle imprese siano preparate ad affrontare un tema come quello della sostenibilità che sta entrando nel vivo di tutti gli argomenti, perché ci viene chiesto dalle pubbliche amministrazioni, ci viene chiesto anche dal sistema bancario. Il sistema delle costruzioni negli ultimi anni è stato profondamente segnato dalla lievitazione dei prezzi, legato da un lato alle politiche dei bonus, dall'altro a congiunture internazionali. Ora si registra un calo dei costi dei materiali, ma difficilmente questo si tradurrà in una diminuzione dei prezzi finali. Quello che ho visto io, che ad esempio il ferro, che nell'aprile 2022 ha avuto un'impennata pazzesca, adesso lentamente sta ritornando. Quello che vedo con più fatica è chi mette mano a un listino in aumento, si fa fatica a tornare indietro. Partiamo comunque da una base dove l'energia si paga di più e in questo paese si paga il 20% circa in più rispetto alla Germania, quindi è ovvio che le imprese qui partono un po' sfavorite. L'augurio è che tutto si possa ristabilire. Poi c'è anche il dato dell'inflazione, era 10 anni che non c'era questo dato in aumento nel nostro paese. Diciamo che una serie di elementi hanno influito sull'aumento dei costi. Ora parliamo delle poste, perché l'ipotesi di cessione ai privati di un'ulteriore parte delle quote, dunque un rischio privatizzazione dell'ente, fa discutere. Siamo andati a sentire cosa ne pensano i trevigiani. Il rischio della privatizzazione di un'ulteriore quota di Poste Italiane divide l'opinione pubblica, generando vivace confronto tra sostenitori e oppositori. Penso che sta svendendo le poste. Quando un governo è al limite del fallimento, per far cassa fa questo, no? Come possiamo impoverirci vendendo le cose, i gioielli di famiglia? Non è ammissibile, secondo me. Io penso che quando una cosa viene fatta dallo Stato, viene fatta sempre male e con tanto tempo. Se è fatta da un privato è sempre molto più veloce e anche più cortesi. Coloro che sostengono la privatizzazione argomentano che l'apertura delle poste al settore privato potrebbe portare a un miglioramento dei servizi offerti, maggiore efficienza operativa e una modernizzazione della gestione. Secondo lei si corrono dei rischi? Ma penso di no. Abbiamo privatizzato tutto quanto, penso che privatizzare anche le poste non sia nulla di nuovo. I favorevoli sostengono inoltre che la competizione nel mercato potrebbe incentivare l'innovazione e portare a tariffe più competitive per gli utenti. Ma io non credo che i servizi peggiorino, bisogna sempre controllare naturalmente l'evoluzione del nuovo gestore. Anche non solo la telefonia è stata privatizzata, però alla fin fine l'evoluzione è stata positiva e non negativa per i vari utenti. Cioè, ci abbiamo guadagnato come spesa, come gestione, come portabilità. E quindi credo che sia anche questa un'opportunità. Gli oppositori temono che la cessione delle poste al settore privato possa compromettere l'accessibilità e la qualità dei servizi, soprattutto nelle aree rurali e meno redditizie. Alcuni temono inoltre dei tagli del personale. Non sono molto d'accordo. Mi pare una cosa di cui non c'è bisogno, c'è abbastanza di privatizzato, meglio tenere delle cose pubbliche. Mentre il governo valuta le sue opzioni, resta da vedere quale sarà il futuro delle poste e come tale decisione influenzerà la vita quotidiana dei cittadini italiani. Veniamo alla sanità adesso. A distanza di 3 mesi dall'impianto di una nuova tipologia di protesi è tornato a sentire e ora può relazionarsi e lavorare normalmente. Il paziente della chirurgia funzionale dell'orecchio di Treviso, diretta dal dottor Daniele Frezza, che grazie a un innovativo intervento chirurgico ha avuto un significativo miglioramento della qualità della vita. Il 55enne era affetto da un grave problema non risolvibile con interventi chirurgici o protesi tradizionali. È stato dunque ritenuto idoneo per l'applicazione di una protesi attiva osteointegrata, la prima del genere al mondo. Il dispositivo, posizionato sotto la cute e alimentato da un processore esterno, ha dimostrato appunto un aumento significativo nella capacità di comprendere il parlato in diverse situazioni, portando a un notevole miglioramento nella vita di questo paziente che appunto grazie a questo chip è tornato a sentire. E adesso le notizie dal Bellunese.
Partiamo dal caos alla vigilia della pronuncia del CIO sulla sede delle gare di bob, slittino e skeleton. Oggi l'attesa seduta della Fondazione Milano-Cortina non ha dissipato i dubbi sulla sede di gara. Cortina resta l'opzione A, ma solo se Simico firmerà il contratto con la Pizzarotti che si è aggiudicata la gara. Ancora col fiato sospeso, Cortina potrà essere la sede delle gare olimpiche di bob, slittino e skeleton solo se Simico firmerà il contratto con la Pizzarotti di Parma, che lo scorso 18 gennaio è risultata l'unico offerente, capogruppo di un'associazione temporanea di imprese per la costruzione dell'Eugenio Monti 2. Si è concluso così il CDA della Fondazione Milano Cortina, che si è riunito oggi. L'ottimismo pare diffuso nella nota ufficiale della Fondazione, ma con tutte le cautele del caso, a partire dalla firma del contratto che ancora non risulta essere stato sottoscritto. Contattata, l'impresa Pizzarotti riferisce di non rilasciare alcuna dichiarazione. Nel caso di una mancata sottoscrizione alla stazione appaltante, cioè a Simico, non possono essere avanzate richieste di alcun tipo, ad eccezione del rimborso delle spese per la procedura. La stessa Simico, lo scorso 3 gennaio, in una comunicazione consigliava di mantenere aperte eventuali soluzioni alternative e quindi il CDA della Fondazione Milano Cortina ha deliberato di non interrompere il dialogo con gli altri impianti esistenti e funzionanti. Di segno opposto la comunicazione che arriva dal Comune di Cortina. Il sindaco Lorenzi, che pur ha preso parte al CDA della Fondazione, in una nota riferisce della valutazione positiva e unanime relativa alla pista di Cortina e che l'avanzamento dei lavori è stato fissato per il 30 giugno e il 31 ottobre 2024, 31 gennaio e 15 febbraio 2025. Ci aspettiamo, scrive Gianluca Lorenzi, che ciascun attore, rispettando le proprie responsabilità, onori gli impegni assunti nel dossier olimpico, e il riferimento è chiaro: la compartecipazione ai costi di gestione dell'impianto che, se in capo a Cortina, manderebbe in default i conti del Comune. Inutile dire che lo scenario fino a questo momento risulta assolutamente ingarbugliato. A dipanare la matassa domani ci penserà il CIO. La cronaca: i carabinieri di Santo Stefano di Cadore hanno individuato il presunto autore del danneggiamento al Velox di via Udine. Il gesto isolato ed estemporaneo di un giovane del posto durante una nottata, quella fra sabato e domenica scorsi, piuttosto movimentata per i residenti nelle vie immediatamente adiacenti alla piazza del paese. È un ragazzo di Santo Stefano di Cadore, il presunto autore del danneggiamento al box Prevelox in via Udine, la strada in cui lo scorso luglio morirono investiti Mattia Antoniello, il papà Marco e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin. Alla sua individuazione i carabinieri della stazione del comune del Comelico sono arrivati in meno di 48 ore di indagini meticolose. Ieri sera il giovane è stato convocato in caserma e non ha potuto far altro che ammettere la sua responsabilità, che gli è costata la denuncia in stato di libertà per danneggiamento. Nessuna emulazione di un fenomeno né strategie o piani collegati ad azioni complesse, precisa il comando provinciale dell'Arma, per specificare che sin da subito quel danneggiamento era parso qualcosa di decisamente scollegato dalle gesta di Fleximan. Le indagini puntigliose hanno chiarito i contorni della vicenda che, aggiunge il colonnello Enrico Pigozzo, sarebbe sbagliato indicare come una bravata. Chi pensa, e non è il caso di Santo Stefano, spiega il comandante dell'Arma, che distruggendo questi apparati si fa giustizia sociale, non ricorda che l'analisi dell'incidentalità sul nostro territorio e gli esiti dei servizi svolti in diverse zone montane per contrastare chi usa le strade come fossero un autodromo dimostra che far rispettare i limiti di velocità dentro e fuori i centri urbani è un'azione che salva la vita delle persone. Ritorniamo a Belluno adesso, perché inizieranno giovedì i lavori al ponte della Veneggia nel capoluogo. Tutte le attività economiche che ci sono in via Tiziano Vecellio non devono temere nulla. L'accesso a queste attività rimarrà comunque come prima, quindi Tiziano Vecellio nel doppio senso di marcia. Tanto tuonò che piove, ma a ben vedere, salvo forse qualche disagio limitato per gli automobilisti, da giovedì i lavori di rifacimento del ponte della Veneggia, che ne comporteranno la chiusura totale per circa 2 mesi, non causeranno scossoni di sorta. Certamente non alle numerose attività economiche della zona di via Tiziano Vecellio. Da oggi in distribuzione 400 depliani informativi con la descrizione puntuale delle deviazioni che riguarderanno naturalmente anche i mezzi pubblici. Il traffico di scorrimento si sposterà su largo Ugo Neri, la strada parallela interna che attraversa la zona artigianale, doppio senso di marcia in via Vecellio fra l'intersezione con via degli Agricoltori e via del Candel, che diventerà temporaneamente a senso unico. È una cosa che stiamo pensando da mesi, è una cosa che abbiamo visto insieme alla provincia per quanto riguarda il TPL all'autonomia di bus.
abbiamo pensato anche di cercare di trovare delle soluzioni alternative, ma per rendere proprio permeabile tutta la zona. I ritardi accumulati per i lavori sono stati estenuanti, i dettagli sono stati definiti questa mattina in un vertice definitivo con Provincia e Dolomiti Bus. Ora risolto l'ultimo inghippo, cioè lo spostamento di un cavo della Telecom che passa proprio di fianco al ponte, il cantiere da 600.000 euro finanziato interamente con i fondi PNRR è praticamente ai nastri di partenza. Come sarà il nuovo ponte? Rimarrà con la carreggiata attuale, ma in realtà si recuperano circa 70 cm di carreggiata perché ci sono i parapetti, vanno all'esterno dell'attuale banchina. Verrà sostituita l'intera banchina, 35 cm di banchina. Verranno inseriti all'interno di questa banchina delle estensioni, diciamo, verso sinistra, verso direzione Ponte nelle Alpi, proprio per mettere questa passerella ciclabile e pedonabile. Che era la questione principale per garantire la sicurezza sia dei pedoni che dei ciclisti. Ispettori dello Spisali invece all'ufficio postale di Agordo, intervento richiesto dai sindacati. Entro il 2 febbraio Poste Italiane dovrà rispondere alle contestazioni. Corrimano e parapetto delle scale inferiori al metro, scarsa pulizia degli ambienti, ingorgo degli spazi e vie di esodo causati dallo stoccaggio dei pacchi e della posta ordinaria. Gli ispettori dello Spisal ieri mattina si sono presentati all'ufficio postale di Agordo, per il quale da anni SLC CGIL denuncia inascoltato criticità di sicurezza sul lavoro definite gravi in una lettera, l'ennesima, inviata ai vertici di Poste Italiane lo scorso 11 dicembre. Dopo mesi e mesi di denunce, interpellato lo Spisal, fortunatamente è arrivato anche in maniera abbastanza tempestiva. La cosa che fa un po' specie è che l'azienda, a distanza di 2 mesi dalla nota sindacale, non ha nemmeno risposto alle mail, quindi era un atto dovuto anche per i lavoratori che da anni denunciano la situazione di Agordo, ma in generale tutta la provincia. A Pieve di Cadore i postini caricano i mezzi direttamente sulla strada in piena curva, con rischio di venire travolti da altri mezzi in transito. Problemi diffusi anche ad Alleghe e in altri comuni dove la legge 81 sulla sicurezza non trova applicazione. Gli ispettori dello Spisal hanno dato a Poste tempi strettissimi per rispondere alle contestazioni. Lo Spisal ha dato tempo fino al giorno 2 febbraio, quindi pochissimi giorni, per produrre tutta una serie di documentazioni da adeguare. Dopodiché seguiranno un loro iter. So già che torneranno per controllare, ecco, quindi poi spero non si vada troppo oltre, perché poi la situazione anche per loro sarebbe abbastanza problematica, ecco. SLC CGIL garantisce: continueremo a sorvegliare, tanto più in un momento cruciale di Poste Italiane che sta completando il processo di privatizzazione, durante il quale non sono mancate le vertenze rispetto al mancato rispetto degli accordi sindacali sulla mobilità. Ci sembra un po' un modo di prendere tempo in attesa di questo famoso piano industriale che verrà presentato a marzo, e quindi capiremo anche di che morte moriremo, ecco, in sostanza, se venderanno o no le quote e quante quote venderanno di Poste Italiane. È tutto, grazie per averci seguito. Ora come sempre le previsioni del tempo. A voi tutti una buona serata, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'anticiclone è ancora bloccato sull'Europa centrale, mantenendo salde le radici sul Mediterraneo e condizionando lo stato del tempo sull'Italia, caratterizzato da assoluta stabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 31 gennaio evidenzia un ampio soleggiamento, tuttavia nelle ore più fredde avremo foschie e nebbie in pianura, localmente persistenti e solo in parziale dissolvimento con il passare delle ore. Le temperature si manterranno invariate, minime tra 0 e 1 grado, massime tra 7 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con foschie o nebbie sulla bassa pianura e sulle zone costiere. A seguire ampio soleggiamento. Temperature minime tra 0 e 2 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato ma con temporanei annuvolamenti, specie al mattino. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sui 13-14 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.
Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.